Sono in compagnia con il mister del Cava. Mister, questo Cava dove vuole arrivare? No, questo Cava si vuole salvare e che purtroppo attorno alla nostra squadra ci sono tante aspettative infondate. Sicuramente siamo una buona squadra, però il nostro obiettivo sicuramente è prima la salvezza e cerchiamo di raggiungere il primo possibile, ma non abbiamo ulteriori aspettative per adesso, quindi prima raggiungiamo la salvezza e meglio è. Quindi questi sono quello che ci siamo prefissati col Presidente. Però oggi ho visto veramente una buona squadra, veramente 14 punti in classifica, non sono pochi. No, non sono pochi e come dicevo prima al suo collega, anche la settimana scorsa abbiamo fatto un'ottima gara. Purtroppo non sempre quando fa delle buone prestazioni magari c'è il risultato. Oggi magari addirittura abbiamo giocato un po' peggio di domenica scorsa, però abbiamo raggiunto il risultato pieno, anche se dico settimana scorsa non abbiamo fatto gol, oggi siamo riusciti a farli. Comunque in questa camminata, se non ci fosse un San Marino così forte, probabilmente sarebbe un campionato diverso. Ma sicuramente il San Marino è una squadra attrezzata per vincere. Comunque adesso per dire che lo stravinca è ancora presto, perché ci sono comunque ottime squadre, c'è il Castenaso, c'è la Savignanese. Il San Marino meglio di così non poteva partire perché le ha vinte tutte, adesso non so oggi cosa ha fatto. Però secondo me il campionato è lunghissimo e non potrà vincerle tutte, probabilmente potrebbe avere anche il San Marino un attimo di pausa e dietro ci sono squadre veramente attrezzate, ripeto Castenaso, Savignanese, Russi, lo stesso Medicina che abbiamo incontrato domenica scorsa, magari non ha un gioco brillantissimo però è veramente una squadra tosta, quadrata che fargli gol è veramente difficile. Luca Fregnani, tecnico del Pietracuta, mister. 5 sconfitte, una vittoria e 2 pareggi. Cosa manca a questa squadra? Mancano i punti che non stiamo raccogliendo, manca continuità perché abbiamo vinto la prima, poi non siamo mai riusciti a portare a casa il risultato. Manca quello e manca forse oggi secondo me un po' di determinazione e magari, io non parlo mai degli arbitri, ma magari una terna arbitrale, non dico terna perché secondo me è l'arbitro adeguata. Non si può tutte le domeniche, e non è una scusa perché lo faccio dopo 7-8 partite, non si può tutte le domeniche avere sempre, senza nulla togliere il Cava, da recriminare su episodi sempre controdeterminanti. Nei primi 2 gol ci sono un fallo invertito sulla punizione battuta veloce, con la spinta dell'arbitro a un nostro giocatore che è sulla palla e ha fatto battere la palla veloce. Secondo gol è sulla testa del nostro difensore con la spinta da dietro. Poi dopo chiamiamo le giustificazioni, se in questo caso vogliamo chiamare giustificazioni, chiamiamo le giustificazioni, però abbiamo fatto tanta fatica ad arrivare in eccellenza, forse meritiamo qualcosa di più anche a livello della terna. Non faccio colpe, non faccio cose, però ogni tanto forse non è possibile che sbagliano sempre contro di noi. Domenica il gol del 2-1 era 2 metri fuori dalla linea, l'ha visto solo il segnalino, neanche l'arbitro. Quindi una volta il segnalino, una volta la cosa, comincia a essere una cosa un po' lunga. Però io questo lo dico sempre ai ragazzi, anche se è difficile giustificare, non alleno gli arbitri, alleno i miei ragazzi, guardiamo i nostri errori che sono tanti, perché prendiamo gol troppo spesso e cerchiamo di migliorare. Abbiamo le qualità per farlo, dobbiamo essere un pochino più realisti, calarci in questa categoria che è molto difficile per noi e dobbiamo arrivare a fare molto di più.